Salve ragazzi, sono Riccardo e adesso vi racconterò una storia. Un giorno avevo paura dei fantasmi e manco a farlo apposta un fantasma si presentò davanti a me. Era simile ad un lenzuolo, con fori per occhi e un buco forato per bocca, che ovviamente usava per parlare. Odorava di frittata al prosciutto e faceva lo stesso suono che fa l'acqua gasata quando apri la bottiglia per la prima volta. Mi voleva uccidere, ma prima mi chiese se potevo essere suo amico per un giorno. Diventammo subito amici. Giocavamo a divertirci e verso fine serata ci siamo divertiti giocando. Lo chiamai Bobby il fantasma, perché prima di andar via mi regalò dei biscotti al cioccolato e fuggì dimenticandosi di uccidermi. Da quel giorno ricominciai a non avere più paura dei fantasmi e decisi di raccontarlo ad un amico urlando a tal punto da essere fastidioso e farmi rinchiudere in una stanza buia senza ferro da stiro. Che carino!